Con questo concludiamo la parte dedicata a Branzac e apriamo la parte dedicata a Torino, alla Gran Citò. Chiamiamo sul podio dunque Commendatur Pavès a farci una breve introduzione alla lettura in torinese. Buongiorno a tutti, non sono commendatore, sono sia no dutur e i cure neanche i malà, quindi francamente un po' poco. Teofilo Folengo diceva ubi deficiunt equi trottant asinelli, che al Burg, l'Avezzaro, che è il mio paese d'origine di famiglia, si dice in mancanza di cavà a trota iasu, vi tocca un asino, portate pazienza. Non preparatemi la biada dopo, tutt'al più. Una prima riflessione molto rapida. Siamo tutti matti. Perché? Perché tutti diciamo, abbiamo detto qualche volta o abbiamo condiviso l'idea che i dialetti sono tutti diversi. Un gatto bianco è completamente diverso da un gatto nero, senza dubbio. Ma se io dico che è completamente diverso, quando poi vedo, non dico un ornitorinco, ma anche soltanto una mucca, sono in difficoltà perché ho già detto che è completamente diverso il gatto nero rispetto a quello bianco. Mi mancano degli ulteriori gradi di diversità. Perché faccio questo discorso? Perché da questa idea che sono tutti diversi ci viene l'idea di incomunicabilità. Non ci si può capire utilizzando il dialetto uno con l'altro. Certo, il dialetto non nasce per essere veicolare. Non tutte le lingue devono essere veicolari. Una lingua può servire per parlare con se stessi o per parlare con Dio, per esempio, non solo per essere veicolare. Ma dobbiamo stare un po' attenti perché questo diventa un luogo comune, uno dei tanti luoghi comuni che scatena l'idea di dialetto, la parola stessa dialetto, per farcelo vedere come qualche cosa che vale poco. Voi avete già superato questo senza saperlo, perché quando Donata Vescovi ha usato l'espressione idiomatica figura da ciculate, se sapete il Branzagot o un altro dei nostri dialetti qua, avete capito benissimo. Eppure in italiano figura da cioccolattaio o cioccolattiere non vuol dire nulla alla lettera, si capisce dal contesto. Eppure si dice a Milano, si dice a Novara, scommetto che si dice a Branzac, si dice a Torino. Anzi, a Torino hanno una leggenda, un fatto storico, forse ricostruito, bellissimo sul perché si dica figura da ciculate. Pensate che c'è addirittura il re che vieta a un mastro cioccolattaio di usare una carrozza con un tiro a 6, perché soltanto lui, che è il re di Savoia, siamo nel 1835 grosso modo, ha il diritto di usare una carrozza con un tiro a 6 e non vuole fare una figura da ciculate, cioè essere scambiato per il cioccolattaio quando passa con la sua carrozza. A Milano non la spiegano così, ma il modo di dire è lo stesso. Allora attenzione quando diciamo non ci si capisce, andiamo invece a cercare le cose comuni, che magari in italiano non sono passate. È una grande ricchezza che rischiamo di buttare via. Simone ha scritto dialetto e noi tutti qui parliamo dialetto. È un esempio che faccio sempre, non è Alzheimer, ci tengo molto, forse è inconsapevole, ci tengo molto a farlo anche qua. Attenzione che la parola dialetto è pericolosa, perché fa scattare dei meccanismi che non sono né razionali né consci nella nostra testa. Se io vi dico ieri sera sono andato a vedere una serata di teatro dialettale, pausa, tutti voi avete già pensato che era una roba che faceva ridere. Io non ho detto che era teatro comico, basta dire teatro dialettale, perché noi abbiamo in testa una certa idea di dialetto. Il dialetto deve far ridere. Il dialetto può far ridere benissimo, se fa solo ridere allora è una lingua di serie B, allora vale poco. Questo è quello su cui si gioca per mettere, in Val Vigezzo dicono un tal canton la scua, no? Cioè proprio nel dimenticatoio, nel posto meno interessante. Questa è la nostra lingua, ma veniamo a noi. Una breve presentazione, introduzione di quello che stiamo per sentire degli autori di lingua piemontese. Sono due autori relativamente poco noti perché chi fa le traduzioni di solito, soprattutto se fa la traduzione di un grandissimo autore in una lingua più piccola come bacino di utenza, difficilmente fa una gran carriera. Il primo, Bozzi, è un magistrato, traduce soltanto qualche pezzo di Dante, non lo traduce tutto.
1800. Queste traduzioni sono datate ad appena dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lui nasce nel 1880, muore nel 1950, è torinese di Torino. Qualcosa viene pubblicato su riviste, ma ripeto, non traduce tutto quanto. Invece il secondo, Piovano, è uno di quelli pochi che traduce tutto quanto Dante. Lo pubblica a proprie spese. Si riesce, quest'anno con i 700 anni di Dante queste cose sono state un po' riscoperte e si è andato a vedere che percorso ha fatto. Non si sa esattamente in che anno viene pubblicato il libro perché non c'è né la data né nel luogo dell'edizione. Ma siamo comunque tra il 1966 e il 1973, grosso modo, quindi appena dopo. Piovano nasce nel 1891 ma ha una vita lunghissima, quindi muore nel 1989, quasi a 100 anni. La figura, per chi ha preso la brochure che vi consiglio, non perché abbia una percentuale sulle vendite, ma perché è veramente carina e per un motivo anche che sto per dirvi, la figura in effigie quasi dantesca, scusate, quasi garibaldina è la sua, perché lui è figlio di un sottufficiale dell'esercito, del Regio Esercito, e quindi gioco un po' anche su questo, su questa figura. Dei due brani che sentiamo, il primo, quello di Bozzi, merita una spiegazione, perché altrimenti non si capisce proprio, si rischia di non capire nulla, ma non perché non sia comprensibile la parlata, perché non sappiamo qual è la situazione. Dante è giù nel profondo dell'inferno, siamo in Malebolge. Sapete che l'inferno ha una struttura, come lo immagina Dante, ha una struttura a imbuto, no? Sempre che va chiudendosi verso il centro della terra perché si è man mano più lontani da Dio a seconda di quanto sia grave il peccato che si commette. Siamo giù, siamo in Malebolge e è il girone dei falsari. Ci sono tanti tipi di falsari. Dante ne incontra 3 in questo caso e essendo all'inferno questi litigano fra di loro. Sono 3 personaggi che magari sul momento non ci viene in mente, uno almeno a me dice molto poco. Gli altri 2, se poi diciamo di quale colpa si sono macchiati, allora lo capiamo. Uno è Mastro Adamo. Mastro Adamo era un falsario di moneta, uno che batteva moneta falsa. Gli altri 2 che sono insieme invece sono la moglie di Putifarre. Siamo nella Bibbia, siamo nell'Antico Testamento, no? La moglie di Putifarre è quella che tenta Giuseppe, allora non c'era la parola stalking, adesso diremmo che è una stalker, no? Che ci prova e ci riprova perché Giuseppe era un giovane schiavo, era in gamba, il padrone, marito, il Putifarre, marito di questa qua, gli aveva dato una posizione importante, però lui era anche carino e la donna ci prova e ci riprova. Finché lui non ci sta, fino a che a lei rimane in mano un lembo del vestito e lo usa come prova, lo denuncia dal marito dicendogli che lui aveva provato, aveva avuto delle avance verso di lei. E quindi questa è una delle... Notate che nel testo viene detta come Putifaira, declinando il cognome al femminile. Questo ci fa un po' sorridere forse, ma se voi pensate, non sono così a conoscenza delle particolarità del dialetto di Bellinzago, ma scommetto che anche da voi i cognomi, molti, sicuramente a Milano, questo lo so perché lo ricordo da quando frequentavo il circolo filologico, i cognomi sono declinabili. Uno dice, ecco, vedi, il dialetto non è neanche capace di capire che il cognome è una cosa che si fa all'anagrafe, deve essere indeclinabile. Un par de ciuffoli. Per secoli anche l'italiano ha avuto i cognomi declinabili. È una cosa relativamente recente che siano indeclinabili. È talmente una cosa di basso livello che abbiamo tuttora in Italia un esempio di cognome declinabile. Ed è uno degli esempi più nobili, letteralmente parlando, che si possa avere. Ce n'è uno solo, è una curiosità da grammatici. Sapete qual è? Gli ex re di Napoli. Uno è un Borbone, ma quando parliamo della dinastia sono i Borboni. Non è un errore, è tuttora un cognome declinabile. Quindi non è assolutamente un segno di sciatteria il fatto di avere dei cognomi declinabili.
L'ultimo personaggio di questa prima dei due brani che sentiamo, invece, è un tale Sinone Greco. Anche qua Sinone Greco mi dice un po' poco. Ma se noi andiamo a vedere qual è l'episodio in cui lui si colloca, allora immediatamente si accende la lampadina, almeno per quelli che hanno fatto scuola. È quel signore legato all'inganno del cavallo di Troia. Cioè, sapete che i greci fanno la guerra contro Troia. Sono 10 anni che non riescono a prendere questa benedetta, maledetta città, non riescono a entrarci. Allora che cosa fanno? Fanno finta di andarsene, lasciano lì, nel nostro immaginario è un cavallo, in realtà forse non era un cavallo, forse era una nave con la prua e con l'effigie del cavallo. Non è molto chiara la cosa, ma noi pensiamo sempre al cavallo, alla pancia del cavallo, piena di guerrieri. No? Da lì, malgrado uno dei troiani dice non c'è da fidarsi, Timeo Danaos e Dona Ferentes, lasciamola là, quella roba lì. Loro però se la portano dentro e così si portano dentro i guerrieri greci e da lì il patatrac. Questo è il nostro Sinone Greco che troviamo nel brano. Essendo dannati, litigano fra di loro. No? Quindi c'è uno scambio di accuse, hanno delle pene. Il mastro Adamo è dannato con l'idropisia, cioè gonfio d'acqua, e ha una sete tremenda, non può muoversi, è piazzato in modo da non poter, con le gambe in modo da non potersi muovere, però le mani le ha libere e quindi si scambiano patelle, lui con gli altri due, perché le accuse non gli va bene. Capite l'immagine com'è anche cattiva e cruenta, come è giusto che sia, essendo all'inferno. Il secondo brano, invece, questo è il brano di Bozzi. Il brano di Piovano, invece, che pubblica a proprie spese, tra l'altro, e poi regala 100 copie, si scopre qualche cosa perché regala 100 copie alla rubrica Specchio dei tempi della stampa. Gliene regala 100 copie e dice mettetele per beneficenza. E da lì si riesce a risalire un po'. Era di Chieri questo, stava a Chieri in quel periodo. Anche se era nato a Perosa Argentina, non l'Argentina che abbiamo sentito adesso. Perosa Argentina è il paese del torinese, grosso modo. L'altro brano invece non ha praticamente bisogno di introduzione perché non ci sono personaggi di riferimento particolari. È interessante che sia il Paradiso, che è forse nella nostra idea generale il più difficile da tradurre perché è quello più alto. E allora se noi partiamo dal preconcetto che il dialetto sia basso, sia da osteria, va benissimo se devo tradurre le cose un po' volgarotte, un po' grasse, non che Dante sia così, ma ne faccio la parodia e me la cavo. Se devo tradurre le cose del Paradiso, qui veramente le vene e i polsi cominciano a fare Giacomi. E invece no, con estrema semplicità riesce a tradurlo. Di questo autore, e che qui mi fermo, vi dico che Camillo Brero, che è uno di massime autorità della lingua piemontese e tra l'altro un uomo religiosissimo, i suoi detrattori dicono anche troppo, commenta sulla sua antologia gli scritti di Piovano dicendo che è una traduzione lodevole e competente. Quindi lo approva, diciamo, sì, è tradotto bene. Un'ultima nota, soprattutto per quelli, anzi 2 note al volo, per quelli soprattutto che hanno preso il libretto, e rinnovo l'invito. Questi 2 testi che sentiremo sono in terzine, in rima e metrica. Giacomo Musetta ha sottolineato la difficoltà di fare questo. Loro ci riescono, uno soltanto per un paio di brani, poco di più, l'altro per tutta quanta l'opera, e sono anche molto fedeli nella traduzione. Sentirete all'inizio del primo dei 2 brani una similitudine con le mani che fumano in inverno, che è una cosa un po' strana detta in dialetto, ma c'è in Dante e lui la lascia così com'è. Vedremo poi, ma ne parliamo dopo, invece quanto Porta si discosti completamente, perché Porta, come giustamente diceva Donata Vescovi, non ha in realtà, anche se tutti parlano della traduzione di Porta, Porta non ha l'intenzione di tradurre, la trovate antologizzata sempre come traduzione, ma lui fa una cosa completamente diversa. Ci sarebbe da fare attenzione alla grafia per quelli che hanno il libretto. Andate a cercare quante O con i 2 puntini e quante U con i 2 puntini trovate nei brani che sentiremo ora e poi anche in quello in milanese. Ma di questo parliamo dopo.
Mi lei chiama, chi sono quei due meschini che fumano come d'inverno le man bagnate? Alla tua dritta, struiassata usin. Lei trovai e la di, parecchio già, quando son più vivo me da castupaira. E i chierdo che di due più non buggerà. Chi la alle quella fausa putifaira? E chi è il Simon Grec? Faus come una spia. Una spissa per la freu e l'altra a fiaira. Ma l'uomo, che la via daies la via piese qui non, la arfilai in patun la panza gonfia come una vessia. Custa, da panza il dur, alla fai bun. E mastro Adam la slungaia in pianta il mes la ghigna con balurdun, disegnie. Belle che min bugianen, perché mi sento le gambe imbarazzate. Pure col braccio, pesdete l'oncat ven. E l'altra, ti ripantante sciulà, quando menavo a ristì, ma bin linger, quanti batti sol faus con le massà. Sentiamo adesso la lettura del canto primo del Paradiso e poi seguirà il prossimo intervallo musicale. La gloria del Signore, che tu t'appelles, s'espand per l'univers per sua virtù, o tant o poc, secondo cum cavel. An ciel dove pi splende, mila e vedu cose che per pudeie bin spieghe ne sa ne peu chi che da la vengi. Perché a Dio volense concentrare, nostra attenzione si sprofunda tant che la memoria a sta nendere. Però le cose che col Regno Santa sono restate drinta alla memoria, adesso sarà materia del mecante. Questa è la lettura di Anna Lucia Rizzo. Anna Lucia Rizzo, il nome e il cognome raccontano tutta già la sua storia. Nel secondo dopoguerra suo padre è andato via da Napoli, si è trasferito a Torino e per trovare lavoro ha dovuto imparare il dialetto torinese, altrimenti non avrebbe trovato lavoro neanche alla Fiat. Cosa che ha fatto e la figlia è perfettamente trilingue, cioè italiano, napoletano e torinese. Non è qui perché teme il virus più di noi e spero di averla tra di noi l'anno prossimo probabilmente. Musica, maestro.